Posso andare? Ora vi serviremo un dessert che sono pere cotte nel vino rosso. Abbiamo una testimonianza degli scrittori antichi che ci parlano del vino coltivato nei nostri territori. La pera è un frutto che fin dall'antichità è stato si usava nei nostri territori, e il vino era una bevanda molto importante per i veneti antichi. Ascoltate. Allora, si tratta di alcuni pezzi scritti da Strabone. Così, la menzione straboniana delle gigantesche botti da vino usate dagli abitanti di queste terre si presenta come un chiaro indizio del consolidato sfruttamento del legname, utile alla loro costruzione, e soprattutto come un segno dell'enorme quantitativo di vino prodotto e commerciato dall'intera Venetia ed Istria, da Aquileia a Ravenna. D'altra parte, per quanto riguarda la regione padana, Plinio il Vecchio ricorda che le uve della regione di Verona, chiamate perciò retiche, dovevano essere particolarmente apprezzate se costituivano l'antipasto per il pranzo della corte imperiale, almeno negli anni precedenti all'avvento del potere di Tiberio. Infatti, in area padana, la vite era coltivata facendola appoggiare ad un altro albero che le facesse da sostegno, vite alberata o maritata, e il paesaggio doveva presentarsi arricchito da ampie distese di vigneti, supportati da alberi di alto fusto come l'acero oppio, meglio conosciuto come acero campestre, secondo questo descrive Plinio. Si chiama Rumpotium e un altro nome acero oppio, un albero dell'Italia, per coloro che oltrepassano il Po, i cui ampi soppalchi riempiono intorno la regione e, prolungati con il puro ceppo della vite fino al suo tronco, spargono quindi i ramoscelli sotto le dritte dita dei rami. Signori, pere cotte nel vino.